È sul doppio chilometro la terza corsa al Savio, un confronto riservato a soggetti di 3 anni. Dietro la macchina in 6 con al numero 1 Black White ZS, 2 Billy Idol Jet, 3 Blinding Fox, 4 Boston Trio, 5 Battisti Griff, 6 Blumen Indal. Il pronostico è incentrato su Billy Idol Jet, numero 2 Alessandro Gocciadoro. L'alternativa principale individuata in Black White ZS, numero 1 Antonio Di Nardo. Partenza leggermente lanciata di Black White, vediamo però la velocità di Billy Idol Jet che scatta subito veloce dal 2, conquista la testa, mentre in seconda posizione cerca di convergere, sbaglia però Billy Idol Jet, numero 2 l'errore di Billy Idol Jet squalificato, lascia in vantaggio Bradley Fox. Colpo di scena, sembrava sicuro al comando, anche abbastanza preciso, invece ha sbagliato improvvisamente a metà curva, e ora l'errore anche di Black White ZS, numero 1 non fortunata Black per i White cavalli favoriti. Bradley Fox si trova così al comando senza aver praticamente speso nulla. In seconda posizione Boston Trio, poi gli altri a seguire, ma i due più attesi sono finiti out, fuori corsa. Il primo sulla prima piegata, il secondo dopo 450 metri. Vediamo ora la risalita di Battisti Griff dopo 600 metri in 46,8. A questo punto Bradley Fox deve crederci, e ci crede infatti Roberto Vecchione, perché ovviamente si oppone all'offensiva di Battisti Griff, che tra l'altro è ancora al sediolo del leader. In seconda posizione invece c'è Boston Trio, e Blumen Indal si mantiene in terza posizione lungo la corda. Se ne va il primo chilometro in 1:17,3. Situazione tattica ora che si è cristallizzata dopo 1100 metri di gara. In vantaggio Bradley Fox, all'esterno si impegna Battisti Griff alla corda e Boston Trio con in scia Blumen Indal. 800 alla conclusione, 14,7 il parziale. Ora si va più svelti con un quarto in 31. Vediamo anche la frazione che porta ai 600 finali. 14,9, insiste all'esterno Battisti Griff, attacca con decisione Bradley Fox, che comunque si difende ancora bene, mentre lungo la corda viaggia Boston Trio, poi c'è Blumen Indal. 400 alla conclusione con Bradley Fox in vantaggio, allunga Roberto Vecchione, si trascina Boston Trio, ora cerca di rallentare un po' in curva, sbaglia, l'errore anche di numero Bradley 3 Bradley Fox squalificato. In vantaggio entra Battisti Griff, ma all'interno c'è Boston Trio che si lancia all'interno, corsa veramente ad eliminazione. Boston Trio nel finale prende il sopravvento e vince nettamente. Secondo posto per Blumen Indal, e al terzo è Battisti Griff, ma corsa da dimenticare dal punto di vista tecnico per l'errore dei 3 cavalli che erano in testa. 1:15,5 sul doppio chilometro, una buona misura, ma ovviamente Billy Idol Jet l'ha gettata quasi subito, Black White ZS l'ha seguito poco dopo, ma Bradley Fox sembrava poter tenere botta fino in fondo, invece sulla curva finale è andato di galoppo, gli è stata fatale la curva finale anche a Bradley Fox, e quindi successo per Boston Trio e Marco Stefani. La quota di 8,61 al totalizzatore. Andiamo a rivedere l'errore, ma forse voleva fermare un po' Bradley Fox perché aveva preso vantaggio, e Boston Trio in schiena non è certo un cliente simpatico, però il cavallo ha sbagliato nell'identica posizione in cui ha sbagliato Billy Idol Jet, e la vittoria quindi facile per Boston Trio su Blumen Indal. Boston Trio Marco Stefani, 8,61 al totalizzatore.